chiamo Astrid Beer, sono direttore dell'unità operativa complessa di di rianimazione all'ospedale di Campo San Piero e sono un po' responsabile di questo progetto. Abbiamo intenzione di far evolvere in questi prossimi mesi e anni, ovviamente sono delle cose che crescono pian piano perché vogliamo rendere generalmente questa rianimazione un po' più, chiamiamola umana, più umana per noi ma soprattutto più umana per i pazienti e per i parenti. Abbiamo preso i contatti con questo liceo artistico a Cittadella, dove ho subito trovato una ottima risposta, la voglia di lavorare con noi e abbiamo cominciato con questo progetto. I ragazzi hanno fatto le loro proposte, le idee e abbiamo scelto questo sì, abbellire questa entrata nella rianimazione che poi a noi serve anche come posto di comunicazione dove dobbiamo comunicare con i parenti, che vuol dire dare, somministrare belle notizie ma purtroppo anche brutte notizie, per cui l'idea era di rendere questo ambiente un po' più gentile, un po' più sereno. È significato questa nostra voglia di aiutare i pazienti, di proteggerli e soprattutto di farli spiccare al volo e di tornare a una vita, diciamo, normale. Ho voluto interpretare le mani come se fossero di medici, perché comunque ci sono sempre nel caso di bisogno, e l'uccellino è la rappresentazione di qualsiasi altra persona che ha bisogno e che comunque sta in ospedale. Ora, i ragazzi hanno avuto questa proposta che noi abbiamo ritenuto importante perché da quando è in vigore lo stage per i ragazzi, soprattutto nel settore artistico, è difficile anche trovare un inserimento nel mondo del lavoro. Quindi ci è sembrata un'ottima opportunità.